Buongiorno a tutti. Da oggi farà parte delle nostre fila Sbraga Andrea. Sarà depositato il suo contratto oggi, perciò da oggi per il futuro sarà un giocatore che almeno per 2 anni e mezzo, perché abbiamo fatto un biennale più questi 6 mesi, farà parte del calcioparte. Penso che le domande le farete voi, sicuramente più a lui che a me, perché tanto alla fine è lui che in questa giornata deve essere in pista. Comunque io sono a disposizione per qualsiasi cosa. L'unica cosa che ti chiedo, ho detto l'altro giorno ad Alessandria che vi è costato qualcosa di più di quello che pensavate originariamente, se ci puoi spiegare un po' questa cosa. No, è costato il giusto, solo che posso dire che effettivamente la società si è messa a disposizione per cercare in tutte le maniere di chiudere l'operazione Sbraga, a dimostrazione che in questo momento la proprietà ulteriormente si è frugata in tasca per poter arrivare ad avere Sbraga nella nostra compagine. Quindi c'è stato anche un riconoscimento alla Carrarese oppure si parla solo di contratto del giocatore? Lui è stato trasferito dalla Carrarese Calcio al Calcioparte, punto. Anche se la Carrarese ha scritto La Carrarese può scrivere quello che vuole, io parlo per me, non parlo in casa di me. Si chiedo se si poteva fare un po' prima questa operazione, visto che sarebbe servito anche Anche questa che è una stupidaggine che ho letto 1000 volte nei siti, in internet o nella stampa, scusatemi, non voglio attaccare nessuno, ma cioè nessuno si è mai posto una domanda che l'operazione Sbraga era sottintesa e lui era tesserato con una società che si chiama Carrarese Calcio. Non dipendeva sicuramente dal Calciopado, dipendeva esclusivamente dalla Carrarese Calcio. Ma come mai tieni a sottolineare così tanto il fatto che è stato trasferito da Carrarese? Perché è la realtà. E secondo te perché loro hanno trasferito? Non mi interessa, ho detto parlo per casa mia, non parlo per casa mia. Abbiamo un giocatore. Sì. Prego. Allora, intanto io sono Pierpaolo Spettoli del Gazzettino, Andrea. Piacere, tanto saluto tutti senza che faccio uno per uno. Piacere con tutti. Ieri hai fatto il primo allenamento e allora proprio la prima sensazione a pelle dell'ambiente in cui sei arrivato, dove giocherai per i prossimi 2 anni e mezzo. Mi aveva detto un po' il direttore che una delle basi della società era l'organizzazione, e posso dire che su questo ne ho visto subito tanta, quindi sia per il centro, per come è organizzato. Poi conoscevo già Manuel e Gian Donato, mi ha inserito un po' subito e ho conosciuto, a dire la verità, più quelli che si sono allenati ieri, ossia non la squadra che ha giocato titolare ad Alessandria, che ha fatto il lavoro differenziato, però abbiamo subito allenato, ho conosciuto il mister, lo staff e mi sono inserito subito, insomma. E il mister cosa ti ha detto? Il mister era contento, mi ha chiesto di dargli una mano, spero di ripagarlo in pieno e niente, mi ha spiegato un po' velocemente quali sono i suoi metodi, le sue idee di gioco, in particolar modo sulla fase difensiva, e poi mi ha detto giustamente che in settimana, allenamento dopo allenamento, di vedere un po' più praticamente a livello pratico quello che insomma mi ha detto a voce. Come ti descriveresti come tipologia di giocatore, di difensore, anche con che schemi hai giocato, a 2 o 3? A me mi è capitato di giocare in più schemi, in più ruoli nella linea difensiva, sia a 4 centrale o anche addirittura terzino, anche se il ruolo, diciamo, principale è centrale, e anche una difesa a 3, facendo sia il centrale di sinistra che il centrale di destra che diciamo il libero. Quindi da questo punto di vista non ho problemi, anche se in una difesa a 4 il centrale di destra, essendo comunque un destro, è il mio ruolo preferito. Tu sei già a disposizione per la prossima partita, so che avevi un turno di squalifica, quindi l'hai scontato sì. con la Carrarese? Sì, l'ho scontato quella partita che ha giocato ieri, la
la Carrarese, quindi nessun problema. C'è stato il Lecce che ti ha voluto fino alla fine, no? Alla fine è arrivato De Poli che ti ha convinto a venire a Padova. Sì, c'era quest'altra possibilità che era stata messa in piedi, anche perché non sono più giovane, ma tra virgolette sono ancora giovane, quindi penso per la scelta di un giocatore in questo momento era giusta pensarla tutta e alla fine se sono qui veramente soprattutto, oltre che per la piazza, soprattutto per merito del direttore, quindi questo già l'avevo detto e lo ribadisco. Era un po' che andava avanti questa trattativa, no? Però c'era una situazione particolare anche lì a Carrara che ha un po' rallentato tutto quanto, è stato questo un po' che ha, diciamo, dilatato i tempi. Sì, io mi ero sentito col direttore già prima nel vecchio anno, quindi già non è una cosa insomma in fretta e furia. Però sì, oltre che per una, diciamo, decisione mia personale, anche per la situazione a Carrara, che in questo momento, diciamo, a livello societario non sta vivendo una situazione facilissima, quindi si sono anche un po' allungati i tempi per quello. Però per il resto è andata tutto bene, quindi. Cosa pensi del Padova invece come squadra? Secondo te vale i playoff, per esempio? Secondo me, guarda, già soltanto vedendo lo stadio varrebbe i playoff. Poi ho seguito un po', diciamo, tra virgolette meno il girone A, perché non era il girone in cui ero interessato io, quindi ho diversi amici che giocano nel girone nord, quindi seguivo più che altro in generale. Ho visto la squadra, l'ho vista sabato con l'Alessandria, ma come nomi e come giocatori secondo me ne vale pienamente. Ora all'inizio so che non sono venuti molti risultati, poi è cambiato il mister e ora si stanno esprimendo meglio, quindi secondo me li vale tutti i playoff. Cosa hai pensato quando hai visto De Poli a Carrara l'altro giorno? Sono rovinato. Posso aggiungere, no, ma è stata una telefonata, sto arrivando, oppure proprio tipo c'è mossa per te, Bling Long, hai aperto e te lo sei trovato davanti? No, io Non è successo. No, no, appunto, No, lui sapeva già. c'era il mio procuratore e sapevo che ci sarebbe stato un incontro, poi non pensavo fosse, diciamo così, subito, diciamo così, che andasse subito così a buon fine l'incontro, però sto qui, quindi questo è quello più importante. Come l'hai visto il Padova sabato? Dicevi che l'hai seguito la partita? Sì, io ho visto che se andiamo a vedere alla fine forse ai punti qualcosa in più meritava il Padova. Ho visto alla fine un'occasione di Altinier che poteva, diciamo, che poteva far gol. Ci sono state qualche ripartenza in cui si poteva fare più male, però comunque l'Alessandria sta, non so, cos'è, ai quarti, Coppa Italia, dove è arrivata? Quindi come squadra penso sia una delle più attrezzate del girone, se non tra le più forti, quindi andare a fare un pareggio là è comunque un ottimo risultato. Hai detto che non l'hai seguito molto il girone, però conosci parecchia gente che ci gioca. Secondo te arrivi in un girone più difficile rispetto a quello in cui eri prima? Così la tua sensazione qual è? Sì, forse, diciamo, in qualche particolare è più complicato il girone nord, ma principalmente perché ci sono squadre che hanno speso di più, con giocatori più esperti di categorie superiori, quindi sicuramente il livello tecnico ha qualcosa in più.